Sabato 6 ottobre 2018 nello scrittorium dell'Abbazia di San Galgano è in corso l'inaugurazione della mostra a cielo aperto antologica del pittore Piero Ardenghi, un pittore di origine senese, di Montalcino, ma ormai da tanti anni residente e attivo artisticamente, molto attivo in Maremma a Grosseto, dove ha aperto un'associazione culturale, un'associazione artistica che si chiama Eventi, e nonostante la distanza da Firenze, laddove c'è possibile, seguiamo e proponiamo ai nostri telespettatori la sua attività e quella dei pittori grossetani. Oggi siamo a San Galgano proprio per proporre ai telespettatori le immagini di questa mostra voluta dal comune di Chiusdino. Qui con me c'è il sindaco Luciana Bartaletti. Questo luogo ormai acquisito dall'amministrazione comunale ospita in maniera continuativa, grazie alla sinergia, alla collaborazione con Ali, artisti liberi indipendenti, con continuità mostre d'arte, e noi spesso le proponiamo ai nostri telespettatori. Questa è una bella mostra di un artista del territorio, perché Chiusdino è un po' a cavallo fra la provincia di Siena e di Grosseto, quindi un doveroso tributo a un artista espressione di questo territorio. Sì, siamo molto orgogliosi di presentare questa mostra, anche perché i temi sono tutti rivolti verso il nostro territorio, perché come è stato detto il Chiusdino fa parte di Siena ma anche della Maremma, e molti dei quadri rappresentano proprio la campagna, i paesaggi che descrivono questo territorio in modo molto puntuale, molto corretto anche nella tipologia sia del terreno sia la tipologia delle case del paesaggio. Sembrano tanti piccoli presepi e veramente è un pittore di livello, anche grazie alla sua storia, che ha sempre ho avuto la possibilità di leggere il curriculum, e devo dire che fin da quando era giovane ha lavorato negli intarsi, ma anche cercato di crescere attraverso la pittura e attraverso l'arte e la creatività. Come è stato detto poc'anzi nel corso dell'intervista con Luciana Bartaletti, sindaco di Chiusdino, queste mostre si susseguono, questo straordinario contenitore che è l'Abbazia di San Galgano, grazie alla sinergia fra l'amministrazione comunale e Ali, l'associazione Artisti Liberi Indipendenti, presieduta da Oriella Francini, che nel corso degli anni i nostri telespettatori hanno conosciuto come artista, e poi ovviamente, pur proseguendo la sua attività artistica, ha deciso un giorno con altri artisti di questo territorio di creare Ali, e Ali si può dire che vola, sta volando. Certo, Ali sta volando, infatti in questo ambiente sono state dal 2016 è cominciata proprio la collaborazione col sindaco di Chiusdino, e da allora sono stati portati 27 artisti in questa meravigliosa location, e quindi artisti oltre a tante collettive abbiamo seguito le collettive evento a tema di Ali, e quest'anno per esempio il 68, Don Milani, e poi anche collettive di artisti e personali come questa di Piero Ardenghi. E quindi noi ci teniamo molto a puntualizzare questo nostro discorso, cioè noi facciamo anche queste mostre qui per dare opportunità a tutti gli artisti, sia quelli appunto come dicevo che hanno un curriculum tipo Ardenghi, però anche agli artisti emergenti, di avere un luogo dove poter essere visti, poter essere valutati, e San Galgano, cioè, come sappiamo, è un posto dove vengono tantissime persone, quindi c'è la possibilità, una vetrina soprattutto internazionale, perché qui su 100 visitatori 80-85 certo, vengono da tutti i paesi del mondo, quindi l'artista qui ha la possibilità di essere visto, guardato, ammirato da tutti. E direi anche Oriella storicizzato, perché ormai con continuità dell'attività espositiva, per un artista esporre qui vuol dire arricchire notevolmente il proprio curriculum espositivo. Certo, vuol dire arricchire il proprio curriculum espositivo, infatti molti artisti che hanno emergenti, diciamo, che hanno fatto le prime mostre qui, poi sono state chiamate anche per altre mostre, quindi è proprio un trampolino di lancio, un modo per poi, sia per l'artista stesso, perché voglio dire, preparare una mostra per San Galgano non è una cosa, occorre proprio un impegno, l'ambiente è enorme, i quadri devono essere
essere tanti e quindi anche lo stesso artista si impegna per poter... Allora vorrei, come organizzatrice e come presidente di Ali, che tu invitassi i telespettatori a venire a visitare la mostra. L'ingresso è libero, ovviamente poi la visita all'abbazia ha una bigliettazione ma del tutto diversa dell'accesso alla mostra. Da oggi fino a domenica 27 ottobre, qui dalle 9 fino alle 7 di sera, alle 19 tutti i giorni. Con Piero Ardenghi ogni tanto ci perdiamo di vista, complice la distanza fra la nostra sede e la città di Grosseto dove lui risiede, dove è attivo artisticamente, dove ha fondato un'associazione di artisti che si chiama Eventi e successivamente ha aperto una galleria con altri artisti aderenti a questo sodalizio. È un punto di riferimento importante per tutti gli artisti non solo della Maremma ma dell'intera Toscana. L'acrilico, tu hai detto prima alla presentazione al pubblico, per un certo numero di anni ho usato l'olio, poi l'olio mi intossicava, ho scelto l'acrilico e oggi con l'acrilico ci dialogo benissimo. Sì. Quali sono i vantaggi che ti ha portato l'uso di questo acrilico? Allora, i vantaggi in assoluto sono che l'intossicazione che mi dava all'olio con questi colori qua non ce l'ho più. Questo, artisticamente mi sono dovuto adeguare a questa tecnica perché, come dicevo prima quando avete fatto la presentazione, questa tecnica qua è un po' più difficoltosa perché tende a spandere. Quindi, come l'acquerello, un po' meno, ma comunque gli somiglia molto. E quindi la tecnica pittorica che uso io, come dicevo prima, che sono macchie di colore che costruiscono il paesaggio, la figura, tenderebbe a spandere, quindi bisogna usare degli addensanti. Ci sono dei prodotti particolari che si mischiano all'acrilico e quindi poi il colore rimane più denso e rimane dove lo spandi, dove lo metti. Altre due domande che le riporto perché sono state sollevate dal pubblico: perché questi cieli scuri incombenti? Sono un tratto di pessimismo? È una sottolineatura cromatica che ti consente di portare alla ribalta in primo piano i soggetti, perché spesso i tramonti sono un po' ruffiani, diciamo, no? Perché tendono poi a prendere il sopravvento. Qui invece sono al servizio della figura, qui abbiamo delle straordinarie figure femminili, dei paesaggi di questi straordinari piccoli paesi della Maremma arroccati sulle colline e soprattutto del Palio di Siena, un Palio di Siena ovviamente non oleografico, non folcloristico, non cartolinesco, ma rivisto, riletto, reinterpretato con le cromie tipiche di Piero Ardenghi. Allora, riguardo ai cieli, a colto nel segno sapevo bene che sapevi leggere bene il dipinto. Allora, i cieli scuri sono cieli scuri perché ci sono arrivato casualmente. Io feci un piccolo quadro e mi ci cadde del colore. Al momento vidi che la figura che stavo dipingendo risaltava in modo eccezionale. Allora dico, voglio provare a continuare questa tecnica. E questi cieli scuri non fanno altro che far risaltare il dipinto, come avevi ben colto te. Proprio questa è la finalità. Allora, prima di concludere vorrei pessimismo. ricordare, Piero è nato a Montalcino, altra splendida località di terra di Siena, e poi ha frequentato la scuola di arti e mestieri. Per fare un lavoro di intaglio si è trasferito a Montecatini Terme, dove il destino ha voluto che conoscesse il maestro Pietro Annigoni, che stava affrescando la chiesa di Ponte Bugianese, e il maestro chiese a Piero, lo coinvolse in questo lavoro e si divenne amici. C'è stato, diciamo così, una frequentazione. Quando lui veniva a Montecatini, in quegli anni là, ci trovavamo e si parlava. Nonostante lui sia stato un eccezionale disegnatore e anche pittore ovviamente, ma i disegni di Annigoni secondo me sono in assoluto i più belli che si sono visti nel secolo scorso. Allora, prima di concludere, il titolo della mostra è A cielo aperto. Ovviamente chi verrà a visitarla penserà che evochi il cielo aperto dell'abbazia di San Galgano, però durante la presentazione Piero ci ha detto che ha anche un significato parallelo. Sì, c'è una specie di contraddizione proprio per il fatto dei miei cieli scuri. Tutti mi chiedono perché li faccio e allora ho dato il titolo A cielo aperto in virtù del fatto dell'abbazia di San Galgano, che è un luogo meraviglioso come lo è questa location dove ho fatto la mostra,
e anche per rispondere alla domanda che tutti mi fanno di questi cieli scuri, che potrebbe essere anche una contraddizione, e io gli dico sempre: provate a entrarci dentro, vedete che scuri non sono, perché vedrete che il paesaggio, la figura, quello che c'è di sotto o di sopra, vedrete che esce fuori da quella che è la superficie del quadro. Tutto qui, è una tecnica. Bene, allora noi vi invitiamo a venire a visitare il Cielo Aperto, a Cielo Aperto, la mostra personale, una mostra antologica che ripercorre gli ultimi 9 anni di carriera artistica di Piero Ardenghi, nella sala dello Scriptorium dell'Abbazia di San Galgano nel territorio del comune di Chiusdino in provincia di Siena, dal 6 al 28 ottobre 2018, apertura con ingresso libero tutti i giorni dalle 9 alle 19, la mostra ha il patrocinio del comune di Chiusdino ed è promossa da ALI, Associazione Artisti Liberi Indipendenti.